Bella raga, c'è tutto il comandone veneziano. Oggi vediamo il mazzo fatine. Rinominato le fatine di Burp, ma questa è una lunga storia. E niente, per il momento questo mazzo ha lo score di 21 vinte e 10 perse, quindi insomma non è un mazzo scarso. È chiaro che mancano delle cose, a parte le solite ehm, terre, che diciamo le terre, quelle là, le fetch, le shock, quelle là costano tanto purtroppo anche in versione digitale, quindi insomma io voglio divertirmi, quindi certe carte non le prendo, quelle che costano veramente tanto, tanto, tanto. Tanto insomma, ripeto, non devo andare con i pro player. Allora ragazzi, questo mazzo è un mazzo un po' interista, nel senso è un blu-nero, e appunto fatine, ed è un mazzo diciamo che per girare ha bisogno di determinate cose, nel senso non è semplice, anche perché diciamo che ha una meccanica che non è tra le mie preferite, tra quelle che so, come si dice, giocare al meglio, ecco. Vabbè, comunque abbiamo le solite nostre 20 terre divise in isole, paludi e 8 terre doppie, 4 che entrano stappate se c'è almeno una pianura o un'isola, e 4 invece se entrano stappate se ci sono 2 o meno terre. Allora ragazzi, andiamo. Allora, cominciamo con i nostri classici removal. Abbiamo 4 Fatal Push, che distrugge le creature con mana 2 o meno con rivolta 4 o meno, ormai la conosciamo. Mirare alla gola, distrugge una creatura, non artefatto. E questi diciamo sono i distruggi, ecco. Poi abbiamo i neutralizza, che sono delle energie che io non amo, però sono fondamentali su mazzi così. Allora abbiamo il Mana Leak, che forse abbiamo anche già visto, comunque neutralizza una magia, a meno che il controllore non paghi 3. Poi abbiamo la balbetta magia, che questa è una creatura che però quando entra in campo e può entrare con, anche non nel mio turno, si chiama flash, la magia, quindi la metto nel turno dell'avversario e può neutralizzare una magia pari al numero di fatine che ho in campo. Se ho 3 fatine posso neutralizzare la magia con costo 3 o inferiore. La stessa cosa può farla anche il Snapcaster Mage, questo è una delle carte simbolo del blu, il mago lancio rapido, che praticamente posso lanciarla anche questa nel turno dell'avversario con flash, e quando entra in campo posso giocare un'istantanea o una stregoneria che ho in cimitero, però devo pagare il costo di mana, e quindi posso giocare il Snapcaster e prendere dal cimitero un neutralizza e anche, come si dice, neutralizzare la magia dell'avversario. Poi abbiamo Cancel, che non è giocatore della City, che praticamente costa 3 e neutralizza una magia dell'avversario. Tanti usano altri tipi di neutralizza con costo 2 o 1, però sono vincolate da, tipo non so, neutralizza una magia, non creatura o creatura, preferisco pagarne una in più, però sapere che quando la neutralizzo. Poi abbiamo la Vendilion Clique, la Clique, che diciamo è la carta simbolo. Anche questa la posso giocare con flash, quindi nel turno dell'avversario, quando entra in campo posso vedere la mano dell'avversario e come si dice, e prendere una carta, e far scartare una carta, l'avversario non terra chiaramente. Poi abbiamo la click nebbiosa, che questa è un 3-4, posso sempre giocarla con flash, e quando entra in campo posso tappare tutte le terre dell'avversario. Chiaramente sono tutte quante con volare, perché insomma le fatine sono così, a parte il Snapcaster Mage. Poi abbiamo il Bitter Blossom, che ogni mio mantenimento eh, eh, perde un punto vita ma crea una fatina 1-1 con volare. È veramente un incantesimo fortissimo, però rischioso, perché comunque perde un punto vita ogni turno, e se ne metto più di 1, 2, 3 così via, però è consigliabile metterne uno a turno. E poi abbiamo Serum Vision, che pesca una carta e scry 2. Poi cosa abbiamo? Poi vabbè, abbiamo comando criptico, costa 4, posso scegliere due cose, posso counterare una magia, far ritornare un permanente in mano all'avversario, tappare tutte le creature o pescare una carta. Di queste opzioni ne posso fare due, cioè manca solo il caffè. E niente, ragazzi, andiamo a vedere una partita che ho fatto, però una di quelle che ho registrato, e poi ne facciamo una in diretta. Ok ragazzi, andiamo e vediamo subito la mano. Abbiamo due terre,
una, ah, non ho detto questa, scusate, questa è la spiritello furfante, che cavolo è, che praticamente quando entra in campo e ce n'è già una dentro, posso pescare una carta e costa 1, quindi buona. Boh, allora cominciamo. Metto un'isola e mettiamo subito la furfante. Ok, poi mette lui in campo, ha messo in campo una 2-2 al costo 1, uno zombie, e ci mettiamo subito al Bitter Blossom, così facciamo subito vedere, attacchiamo con la creatura e vai, primo danno, attacca anche lui, e ok, adesso potete vedere, mio turno si è creata la, la fatina, e però ho perso un punto vita. Ok, paghiamo uno, mettiamo in campo anche questa, abbiamo pescato una terra, ci è andata molto bene. Ancora che attacco, vai. Io posso attaccare lui un po' di fantasy perché non ha creature con volare o con raggiungere. Oh, ok, adesso lui mi cazza questa creatura, ma io gli lancio la balbetta magia con costo 2. Avevo già tre fattine in campo e quindi le ho neutralizzate. Ok, ancora Bitter Blossom, abbiamo fatto un'altra fatina e tac. Ho già fatto tanti danni, sto facendo, è vero che costano 1, ma lui non può difendersi. Qua gli distruggo una creatura, lui però gioca 3 e crea una pedina. Ecco, così l'ha esiliata e diciamo non ha perso quello che doveva fare, mi volevo togliere dalle balle il prima possibile. Mi attacca, io ancora creo un'altra creo un'altra pedina, non faccio niente perché chiaramente posso counterare. Sta attaccando di brutto, lui non ha niente. Ecco, lui gioca un altro zombie, lui ammazza zombie, io vado con cancel e ciao. Ne mette un'altra, pazienza. Attacca con 2, mi fa 4 danni e vado a 8. Crea un'altra fatina, attacco con tutto e lo porto a 3. Adesso riprovo a giocare il Death Baron, zombie, anche questo. Io lo neutralizzo con la balbetta magia e praticamente è andata. Io sono a 8, lui a 3, lui attacca con tutto 3, 5, 7. Io paro con una fatina, vado a 4, lui a 3. Bitter Blossom, attacco con tutto e l'ho massacrato. Cioè massacrato, in realtà sono a 3, però ho gestito il tutto, il mazzo controllo, diciamo, dove ho gestito io tutta la situazione e sono riuscito a portare a casa la vittoria. Adesso ne proviamo a fare una in diretta. Vai, vediamo se riusciamo a fare una partita non lunghissima dove si vede il mazzo in diretta bene. Ok. Ok, abbiamo 2 terre, quello che ci serve, perfetto. Ok, abbiamo tanta carne al fuoco. Io direi di cazzare già questo. Così dopo mettiamo anche l'altra e... Anzi, mettiamo questa, poi l'altra aspettiamo, abbiamo subito il Bitter Blossom da mettere. Cioè, la pescata è buonissima, eh? Vediamo Asian 83. Però purtroppo è difficile registrare questo gioco perché c'è gente che ci mette 10 anni a fare tutto. Ok, questo anche lui, oddio. Può essere anche un mazzo che mi fa scartare carte, eh? Speriamo bene. Se è un mazzo simile non è positivo, siamo tutti e due lo stesso mazzo, speriamo di no. Il Bitter Blossom. Sta già bestemmiando? Speriamo di no. Ok. Attacchiamo. E ok. La mano è buona. Adesso vediamo che si inventa il buon Asian. Adesso vedi, mi cazza anche lui un Bitter Blossom, godo, rido.
Cioè i blu nero di solito sono le fatine o che ti toglie carte dal grimorio. Diciamo i più famosi che conosco sono quelli. Vediamo un po'. Oi? Ma perché devo trovare gente così, batotto? Sì che è anche tardi, oddio, bene. Vai. Vediamo cosa mi gioca. Eccolo qua. Questo ti fa millare. Non una bella notizia, ragazzi, non proprio una grande notizia. Ho visto notizie più belle. E non ho neanche counter, purtroppo. Dobbiamo essere anche veloci perché in questo momento non ho... Ora peschiamo a sto punto, tanto non possiamo fare niente. Abbiamo Snapcaster. Ce lo teniamo dopo. Ok, peschiamo tutto quello che possiamo e... È un po' a rischio chiaramente pescare perché siamo già a 38, però dobbiamo far veloci. Puttana miseria. Adesso lui cercherà chiaramente di buttarci via tutto subito, è normale. Vediamo un po', ci ho già tolto via 10 carte. Adesso avrà funerale elementale. Ci scommetto i maroni. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. No. Oh, mamma mia, questo ci farà tanto male. Ah, ci hai tolto il bitter blossom e hai pescato carte, perfetto. Bene. Però, allora, visto che il tuo turno l'hai fatto, visto che abbiamo capito la meccanica del tuo mazzo, che l'abbiamo già fatto anche vedere, ecco, magari. Ok. Andiamo così. Dai, vecchio, su. Dai, vecchio cuore come indiano. Abbiamo parlato a 16, però è chiaro che... Adesso questa possiamo... Una possiamo anche counterare, era. Vediamo cosa gioca il porco. Funerale mentale? No. Qualcosa abbiamo. Giochiamo Snapcaster. Ok. Ora ci prendiamo Manaric. Ma... Oh. Ok. E così li counteriamo. E ce lo teniamo in mano un altro. Perché capisci che è fortissimo. Snapcaster è veramente una carta devastante per il blu. Ok. Buono. Perfetto. Più terre abbiamo meglio è. Attacchiamo con tutto quello che abbiamo. Ok. Adesso vediamo che si inventa. Io comunque posso parare. Se posso counterare. Ah no, perché lui cazzo fa tutto quanto tappato. Cioè, anche può fare molto, povero ragazzo. Insomma. Ok, l'abbiamo portato a 10.
e aveva rallentato il suo distruggerci, cioè toglierci carte dal grimorio. Ok, adesso è chiaro che abbiamo però il cancello ce l'abbiamo, però non ho lo Snapcaster, quindi userei per forza il Mana Leak. Mirko Vosk, questa è una carta fastidiosa che io andrei a togliere. Sono un deficiente, potevo distruggerla col mirare alla gola. Questo è stato un errore. Questo è stato un errore. Speriamo che sia incazzato che possa concedere, ma potevo evitare, potevo tenermelo in mano perché se lui mi cazza un'altra carta pesante sono dolori. Non è stata una mossa intelligente, però vabbè, a volte la velocità purtroppo, ero abbastanza tranquillo. Questo è un errore da non fare comunque. Ok, Mana Leak ce l'ho. Noi attacchiamo con arroganza. Sono tutte creature a 1 o 2, però la cosa bella è che cioè, non può fare niente in questo momento, siamo 16 a 3, adesso se si inventa qualcosa sono dolori. Può avere una dannazione, però teoricamente posso counterargliela. Che dannazione mi distrugge tutto? Vediamo se ce l'ha. No, non ti faccio proprio pescare niente, amore. Lui è tutto tappato, quindi salvo cose senza senso. Dovrebbe arrivare una comoda vittoria. La 22esima del mazzo. Boom, meno 5. Platinum Angel 88. Vince la battaglia. Buono raga, un saluto dal comandone veneziano, è stata una bella vittoria alle 3 del mattino. E niente, fiori, questo è un mazzo che consiglio, non è diciamo perfetto, nel senso ha delle lacune che chiaramente per quelli di top, per i top player sono fondamentali come le fetch, qualche carta in più, perché se avevo il comando criptico ne servono 4, la Vendilion 3, però insomma dai, come potete vedere è un mazzo che spacca i culi. Raga, un saluto dal comandante veneziano, ciao!